Euroregione News. Il progetto del polo intermodale dei Ronchi dei Legionari si fa strada tra i finalisti per il Global Air Rail Awards 2014. Il progetto del polo intermodale annesso all'aeroporto di Ronchi dei Legionari è stato scelto tra i finalisti per il Global Air Rail Awards 2014, una competizione internazionale dedicata al mercato aereo e ferroviario. La cerimonia di premiazione si terrà ad Oslo il prossimo 15 maggio e individuerà le migliori soluzioni sviluppate a livello mondiale per facilitare l'intermodalità nei trasporti. La realizzazione del nuovo polo intermodale di trasporto collegato con l'aeroporto di Ronchi dei Legionari è uno degli obiettivi più importanti delineati dalla Regione Friuli Venezia Giulia nel suo piano regionale di trasporti. Si tratta di un investimento da 17,2 milioni di euro, principalmente finanziato con risorse pubbliche messe a disposizione dalla Comunità Europea e dalla Regione, grazie al quale sarà possibile sfruttare sia la potenzialità che la posizione strategica dell'aeroporto, che sarà ulteriormente rafforzata con l'avvento della linea ferroviaria ad alta velocità. Il progetto è stato classificato come un contributo a un obiettivo di interesse comune da parte della Commissione Europea, in quanto ne riflette la politica tesa a ottenere un equilibrio tra i diversi modi di trasporto. Grazie a questa nuova infrastruttura, l'aeroporto di Trieste sarà uno degli 8 scali aerei italiani direttamente collegati alla rete ferroviaria e il primo in un raggio di 350 km che copre nord-est Italia, Sud Austria e Slovenia. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.